Tutto pronto per la quinta corsa con il conto alla rovescia che si è azzerato, i cavalli che vanno dietro la macchina, un'altra prova per i puledri, questa volta vincitori da 500 a 3000 euro in carriera, sono in 9 al via, 1 Don King Matley, 2 Dell'Alba, 3 Durango, 4 Drago Capara, 5 Dunhill Wise AS, 6 Dubai Pax, in seconda fila 7 Desdemona Font, 8 Deborah Joe, 9 Dakar dei Greppi. Allineamento che si è già completato lungo la curva di sinistra, tutti ben allineati tra la macchina, un po' dubbioso Don King Matley che parte con cautela e si parte con lotta per il comando, è veloce Dell'Alba, all'esterno Drago Caparra e Dunhill Wise AS cercano di andare sull'allievo di Marco Stefani, il quale imbocca la prima curva al comando. Insiste Drago Caparra all'esterno che tende a passare, mentre ha sbagliato Durango. Mezzo alla pista c'è Dunhill Wise AS che rimane all'esterno. Numero 3 Durango squalificato. Passati in 15 e 6. Dunhill Wise AS va all'attacco di Drago Caparra, il quale però sembra intenzionato a correre davanti. Secondo la corda Dell'Alba a precedere Deborah Joe, che è partita bene dalla seconda fila ed è in quarta posizione, a precedere Dakar dei Greppi, quindi ancora Dubai Pax, mentre avanza al largo Desdemona Font che va a fare la seconda pariglia, 32 per primo quarto, con Drago Caparra che guida dopo 600 metri tutto sommato tranquilli, soprattutto questa piegata di rifiato. Drago Capar che guida nei confronti Dell'Alba, Dunhill Wise AS all'esterno lungo i birilli, Deborah Joe in pariglia Desdemona Font a precedere Dubai Pax, quindi ancora Dakar dei Greppi e Don King Matley a chiudere il gruppo. 1-3-8 per il primo mezzo miglio di Drago Capar e Dunhill Wise AS che sempre al largo muove in mezzo alla pista ora Desdemona Font che dà una sveglia alla corsa, attacca deciso Enrico Bellei che cerca di andare su Drago Caparra, Dunhill Wise AS sempre lì in seconda ruota coraggiosamente, si mantiene a lato di Drago Caparra, tiene in terza ruota Desdemona Font, guadagna invece una pariglia Deborah Joe, lungo i birilli c'è sempre Dell'Alba, Drago Caparra intanto ancora in vantaggio, 1.36 tre quarti di miglio, Drago Caparra in vantaggio, sbaglia Dell'Alba, Dunhill Wise AS al largo in mezzo alla pista, Desdemona Font, Drago Caparra che allunga il rete arrivo, ci riprova Desdemona Font, Drago Caparra che fino in fondo vince facile nei confronti di Desdemona Font, al terzo posto Deborah Joe. 30 la chiusa, 1.18.3 il ragguaglio cronometrico, 2.5.6 il totale, il successo di Francesco Facci in Salchia Drago Caparra per il training dello stesso Francesco Facci, i colori di Rebecca Dami, la vittoria in percorso di testa del figlio di Algersol che ottiene strada da Dell'Alba e si rende intangibile fino in fondo con Francesco Facci esultante sul palo, al secondo posto Desdemona Font, al terzo Deborah Joe.